lasciato il camping da un paio d'ore, eravamo andati a Piani di Ragnolo ma faceva troppo freddo, quindi torneremo più tardi. Poi ci andiamo a mangiare un cornettino, prendiamo un caffettino, arriva un trattore, molto vento oggi. Aspetta che vola tutto qua. Ok, dicevamo, quindi facciamo una bella colazione e poi saliamo sui Piani di Ragnolo di nuovo. Sì. Abbiamo trovato una scusa per mangiare. Sì. Non nel campeggio. Dopo una bella colazione stiamo andando al lago di Fiastra adesso. Questo è il lago di Fiastra, precisamente a San Lorenzo al Lago. Meraviglioso, sempre bello vederlo. 8 km di lago, in fondo al quale dopo la diga ci sono le Lame Rosse, se uno è interessato ad andarle a visitare, che è un capolavoro. Trovate il video comunque. Finalmente siamo ai Piani di Ragnolo, famosi per le fioriture di primavera. Adesso andiamo a cercare l'orchidea scimmietta. No, ce ne sono altri 3 tipi di orchidee selvatiche e anche il narciso selvatico. Sì, ma io voglio l'orchidea scimmietta. Molto difficile riuscire a cogliere la bellezza di questo posto. Le macchine fotografiche non catturano davvero la bellezza e né tantomeno riescono a riprodurre il profumo che emanano questi fiori. È qualcosa di magico. I Piani di Ragnolo sono immensi, si estendono a perdita d'occhio. È meraviglioso qui, meraviglioso. Ieri siamo andati via verso le 3 dopo il pranzo bellissimo, abbiamo mangiato tantissimo. Matteo si è preso, che ti sei preso? Non mi ricordo. Mi sono preso le fettuccine ai funghi di montagna e il cervo con le mele. A Io- proposito, andate da Fratelli Polverini. Io invece doppia porzione di cappellacci, doppia porzione, era una cosa buonissima. Doppio primo, il cameriere ci è rimasto. E poi tornati siamo comunque crollati senza neanche riuscire a fare nulla e stamattina siamo qui sui Monti Cimini a fare il picnic con la sorellina Tania E nonnina, e nonna, là, quella. bellissimo qui comunque. Quella è la pesca. C'hai. Sono morbidissime. Le coppiette? Le tue preferite? Bella questa frutta. Buono, dolce. Sono ottimi, tu provi te. Sotto. Arbusto. Che cos'è doppia ripresa? Eccomi, ciao Ciao! Sì? Dica che raccontavo che noi a fine giugno Entri in campo! Ah, No, se pure di qua devi entrare. a fine Entrate in giugno- campo! Dai, entri in campo. Ho perso nonna! Ma che cose devi fare? Ci sono 3 pazze nel bosco. 3 pazze nel bosco. Quella a sinistra che parla da sola. Quella a destra che gioca ancora con le bambole malefiche. E questa dietro, il boss. Sentite?
Oh, Matriosca santa. A farla tremare. No, aspetta, ecco. Non so se si vede. Guarda come trema. Wow, ci siamo riusciti!